scoperto un albergo a Marghera che dava ospitalità a irregolari e a persone senza documento di identità. Al momento dell'ispezione della polizia è stato trovato un clandestino. È soltanto uno degli sviluppi del giro di vita e di controlli decisi dal questore Angelo Sanna a Venezia e in tutto il territorio provinciale in occasione del Carnevale per prevenire i temuti atti di terrorismo dopo la strage di Parigi. Mai nel passato si è assistito ad una vigilanza così serrata sulla terraferma e in laguna. Il blitz avvenuto ieri è stato organizzato durante un'ispezione capillare negli alberghi sospetti di tutto il veneziano. Sono state passate al setaccio 56 strutture e scovati 4 stranieri irregolari. Il fatto di Parigi è chiaro che ci sta tenendo tutti molto attenti, soprattutto a aree che possono essere attenzionate dal mondo del terrorismo. Venezia non lo dice il questore, ma penso che tutti siamo consapevoli che Venezia è una città che ha la ribalta internazionale e potrebbe essere posta sotto l'attenzione di gruppi terroristici e quindi, pur non avendo segnali specifici in questa direzione, noi l'attenzione la dobbiamo mettere.